Ah, quindi così devo mantenere. Allora, voglio vedere una cosa. Siamo in live, vedo una persona, 4 mi piace, 13 mi piace. Ok, ragazzi, allora, ho cambiato cellulare per fare sta diretta perché ci ho provato già, però non andava, questa è la cosa. Ora provo un attimo a vedere se è tutto a posto, se si vede, se si sente. Fatemi sapere pure voi se si sente, se si vede. Sì, credo che è tutto a posto, perché la sto guardando io. Però aspetta, se giro, quindi viene sempre così, eh. No, è così proprio, oggi la devo fare la diretta. Quindi vedrete il nero a fianco. Fai un attimo una cosa. Sì. Ok, tutto a fare. No, non si gira. Ok. Vabbè. Non c'è qualcosa da appoggiare con tipo un bicchiere? Quello là me lo dai? Un attimo solo ragazzi, perché sennò devo leggere i commenti dal PC, perché sennò qua non riesco a capire niente. Allora, Non mantieni il bicchiere di carta, non mantiene? Facendo, no? Perché non mantiene? Come lo mantieni dietro? Ecco qua, Non aspetta. ti sentono più. No, ma è intelligente questa ragazza, voglio, è proprio intelligente. Buonasera ragazzi. C'è pure lei qua, c'è pure lei. Visto Allora che ragazzi, con il mio telefono si fanno le live, presto le farò anche nel mio canale da domani, sappiatelo. allora, ne siamo 350, forte, voglio allora. Amminesi Gross dice Mattia migliore, grazie Mattia. Voglio, non riesco a capire niente, vi faccio vedere un attimo la chat, a parte che la Varit si state commentando, però è difficile leggere e rispondere comunque a tutti. Magari mi posso fermare qua nel bel mezzo e quindi leggo qualcosa, però se tutto lo stesso voglio sti commenti, mi saluti. Ciao ciao. Facciamo ciao. così, fatemi qualche domanda e io risponderò alla vostra domanda e vi saluterò. Però io piano perché non sto capendo niente, non sto capendo proprio niente. Ma il tuo telefono non stava a 98, sta prima a caricare. Allora, grazie a tutti comunque per i complimenti che mi state facendo, ragazzi. Io facciamo così, come già vi ho detto, leggo le domande. Allora, dice Edu Molfedo, vabbè, comunque, Edu, dice tutto a posto, tutto a posto. A te? Anche Andrea, Antea, ma cazzo è brutto sto monitor, sa? Che greca? Antea. Ah, papà Matera. Antea Matera, ciao. Non è che è brutto il Ciao modo, tu che Antea. non sai leggere. Come stai? Carmine. Sto bene. Allora, quanti anni hai? Dice Gennaro, ho 22 anni. Ehm, Non ti come... cosa, non ti leggi. No, lo so, però sto cercando di leggere. Però voglio è difficilissimo, mannaggia. Allora, da quando hai iniziato a interpretare la parte di Carolina? Sono quasi 4 anni, ragazzi. Che hai mangiato, che cosa abbiamo mangiato, Sara? Polpette fritte e zeppoline fritte. Polpette fritte e zeppoline Molto fritte. dietetico abbiamo mangiato. La serie della chat horror la continui, Carmine, comunque sei migliore. Grazie mille. Sì, vinci, la continuo perché mi piace pure a me, è una bella cosa. Allora, dicono voglio aspettate. Il secondo episodio della Chat Horror quando uscirà domani, ragazzi. Cosa? Secondo Il secondo episodio. episodio del chat horror voglio domani alle 14. Dopo lo registro, lo monto con calma e domani lo pubblico. Allora, quando farete un altro raduno, Federica Fone. Federica. A settembre ci organizzeremo. A settembre. L'abbiamo fatto già quest'anno che abbiamo fatto il tuo, ammazza. Per fare con i tempi buoni, capito? Che marzo pioveva. Sì, magari nel mese di settembre, prima che viene Settembre ti inverno. facciamo passare quel caldo esagerato perché a giugno noi l'abbiamo fatto. Ricordi il tuo di giugno, al tuo Almeno compleanno? come vi siete conosciuti della russa, diciamo che mi Lo vogliamo serve. raccontare? Cioè, Raccontalo. brevemente, lo dico io. Ma ragazzi, allora non fate caso al mio molare gonfio, purtroppo sto passando un po' le pene dell'inverno, adesso si è sgonfiato, però io parlo così. Praticamente ci siamo conosciuti perché lui cercava una ragazza per quanto riguarda un video di una canzone. La canzone che ha fatto lui con Carmine Varone, Tornasse a vivere, sarà esattamente un anno e qualcosa fa. Comunque cercava una ragazza immagine, io mi sono proposta perché ero fan di Carolina. Mi sono proposta, ci vedemmo e io avevo i capelli rossi,
sì, rossi e lunghi. E niente, ci sono stata simpatica sin dall'inizio e lui, per non perdere il rapporto con me, nonostante non mi aveva scelto per questo video, disse qualche volta però incontriamoci, dai, sei simpatica. Ci incontrammo e lui doveva girare un video, disse ma perché non facciamo un video, tu puoi fare la parte della fidanzata di Ciruzzo, ed è nato tutto per gioco. E infatti abbiamo fatto il primo video così, per gioco, improvvisando così. E poi da lì, visto che il video è andato bene, diciamo, è uscito proprio che mi sono creata questo personaggio come fidanzata di Ciruzzo. E mentre tutti pensavano che ero fidanzata con Ciruzzo, in realtà ero fidanzata con Carmine. Questo è tutto. Ecco, è la verità. Comunque ragazzi, sto vedendo un attimo delle cose. Sara? Un attimo solo, comincia a parlare un attimo. Poi ragazzi, voglio dire un'altra cosa, se non siete iscritti al mio canale, non so, forse c'è qualcuno che non lo sa, ma ho aperto anche un canale a dicembre, un canale mio, mi chiamo Saretta. Se vi fa piacere andatevi a iscrivere, comunque faccio maggior parte, inizialmente facevo challenge, adesso sto facendo vlog, sempre con Carmine, e se vi fa piacere andatevi a iscrivere. Grazie. Poi che dite? Viviamo a Giuliano, provincia di... Mandiamo un attimo, Sara, mandiamo un attimo qua. Vai. Siamo di Giuliano. Sto fumando, è proprio brutto che fumo in diretta, vero? Vabbè, dammela a me, non ti No, preoccupare. e non ho fumato proprio perché non ho fa parlato. niente, non fa niente. Che significa Sara non ti spammare? Spammare, Sara, non sai questo termine spammare? Spam è quando uno però dice... Cioè, a No, me spam che tu comunque ti pubblicizzi sponsorizzare, io dico, su non altre dico cose. spammare, no, Vabbè, che sono vabbè. brutta! Vi faccio vedere così. Ciao Alberto, grazie mille che dice state benissimo insieme. Da quanto tempo stai con Sara? Ad agosto facciamo un anno, il 3 agosto facciamo un anno di fidanzamento. Saretta sei uguale a tua madre, grazie Rita. Io ho 19 anni, compiuti a gennaio. Sei bellissima, Sara, anche con la guancia gonfia. Grazie Rossella, grazie mille. Ciao Aurora. Che coriccio. Sara, perché non mi rispondi più in chat? Quando puoi contattami, vorrei qualche idea per i video. Vabbè, Chicco, ti contatto dopo perché adesso Carmine la live la sta facendo con il mio cellulare, quindi non posso vedere i messaggi. Quando termina la live la vado a vedere. Raga, che coriccio. Se volete potete andare a vedere anche nel suo canale, c'è il video del mio raduno, ha fatto un vlog. Se vi fa piacere passate. Comunque ragazzi, ne siamo 400, facci del sasiccio. Comunque io mo leggo i commenti da qua perché non ci vedo tanto buono, quindi leggo dal PC. Però piano piano, siete simpaticissimi, grazie mille. Allora, un giorno perché non vi fate una slime a Carmine? Non vi fare una slime a Carmine? Perché non No, mi già fate ci stiamo organizzando. Ah, Allora, sì. ragazzi, gli slime bellissimi li faremo sicuramente in estate. Perché comunque abbiamo più spazio. Perché andiamo nella mia villa, nel mio luogo di villeggiatura. Quindi abbiamo più spazio. E faremo. Già ho pensato di fare uno slime tipo in una piscina, una cosa del genere. E fare uno slime gigante. Però comunque in settimana posso sempre organizzare uno slime con Carmine. Voglio fare l'iceberg slime. Magari lo faccio insieme a Carmine. Farò lo speciale 25.000 iscritti, visto che sto a breve. E farò questo, ya. Ma vediamo, ci organizziamo. Mando un Tu mi prendi saluto proprio questo a profilo che è il molare mando un saluto a gonfio. Pagos che diciamo oltre a essere una persona che mi segue è pure un amico che comunque mi conosce da parecchio tempo e mi sostiene da 4 anni fa, quindi a 4 anni sta sempre là e non si muove. Allora ragazzi, sto cercando di capire che si può fare giù in queste live. Sara, ma non mi hai fatto fumare? Grazie mille Sara.
detto Sara ce la spacchiamo, ha detto Sara la Non è sigaretta. vero, amo che ho detto non ho fumato proprio. Va bene, Sara. Fuma in diretta, è brutto. Io non devo fumare in diretta. È brutto come cosa, pure io non volevo fumare. Ah, comunque. Da quanto tempo stiamo in live? Siamo in live Da da 10 minuti. 10 minuti. Allora, leggiamo un po' qualche cosa. Qua si possono. Oh, aspetta, vi leggo qua giù. Te l'ho Non vi detto, spaventate. si possono- Camere, quando rifai le digirap mi fanno divertire un botto. Puoi salutare me e mio cugino Silvio. Ciao Elvi e ciao Silvio. Comunque, ragazzi, per fare il digirap ovviamente serve un po' più tempo. Quindi ci vuole un po' di tempo per fare stato. Però li faremo. Solo un attimo giù perché è molto difficile gestire sta Poi cosa. stando comunque questo problema con YouTube facendo il litigio rap era un po' un problema, per questo diciamo ci siamo anche fermati con il litigio rap, perché il fatto che YouTube non monetizzava più i video con le parolacce, diciamo con anche con il fatto degli strascini, queste cose qua, YouTube non monetizzava più perché comunque era violenza, amo giusto? E tutte queste cose qua, per questo ci siamo fermati. Però credo che si sia risolto questa cosa. Si è risolta. Se si è risolta, iniziamo con le rap e diciamo con le cose di sempre. Fai vedere un po' i commenti. Prego. Non mi spaventare a vedermi così. Teresa Arcone, la nostra fan sfegatata. Ciao amore. Amo, saluta a Teresa. Ciao Teresa! Non so se ci sta seguendo anche Asia, Asia mio, se ci stai seguendo un bacione anche a te. Sono nata il 15 gennaio del 1998. Come va con il nuovo cellulare? Allora, se ti riferisci a me, un amore, veramente un amore. Infatti questa live la stiamo facendo grazie al mio cellulare, perché comunque l'Android abbiamo visto che le dirette su YouTube non le fa fare a meno che non ti scarichi un'app. Invece il mio iPhone, cioè l'iPhone proprio, lo fa fare. Anche se non ti scarichi nessuna applicazione, ti fa fare direttamente, trasmetti in diretta, diciamo, trasmetti la live. Quindi sono veramente soddisfatta del telefono che ho acquistato. Se avete un figlio o una figlia, come li chiamerete allora? Se non lo so, se è femmina facciamo a Carolina. No, non lo sappiamo ancora perché comunque è presto. Grazie Dalila. Carmine è nato il 18 giugno, quindi fra un po' sarà anche il tuo compleanno. Grazie Martina che dice Saretta sei bellissima. Poi chi c'è? Madonna, non si capisce niente. Grazie, ma che? Aspetta, ti ho persa. Marianna, credo, perché sta scritto Marianna. Comunque, grazie mille. Ho 19 anni. Io sono Capricorno. Carmine, tu sei gemelli come sei? Io sono gemelli. Gemelli, che facciamo? Carmine e gemelli. Comunque, Sara, me la dai una sigaretta? Vedi che sta là, me la accendi pure, me la dai pure a fumare. Comunque ragazzi, vi piacciono questi ultimi video che sto facendo, questi cosi tipo horror, sono molto belli. E a me piacciono sinceramente, tipo le chat horror e come si chiamano là. L'ultimo video che ho fatto pure in quell'edificio abbandonato là, che lo fatto che si può muovere la visuale con il mouse, comunque si può fare pure dal cellulare, vi guardate il video normale, però potete muovere la visuale con il dito dal cellulare. Quindi è molto bella. È tutto molto interessante. Vediamo di leggere qualcosa. Sempre Forzana la prengasione del gemello. Napoli nel cuore, ciao. Mi tornerei a fare gameplay? Un saluto, siete fantastici. Raffi. Raffi. Guarda, io Quello di oggi era... credo di sì, perché comunque Caroline fa pariare quando fai gameplay, quindi Tu no. credo tu di non sì. sei.
Sarà la sigaretta, vado fumo pure questa. Guardate che fa questa, no? E poi mi arrabbio e chiama Carolina. No, io di no. E comunque, diciamo... Allora ragazzi, io volevo salutarvi, vi saluto perché mi metto a fare quest'altro video che devo fare, se no non mi sbrigo più, se lo devo fare domani è un po' un casino. Quindi vi mando un grosso bacio e mi raccomando domani alle 2 pubblicherò un nuovo video che sarà il continuo della chat horror Dopo pranzo. dopo pranzo. Quindi alla prossima ragazzi, ci vediamo alla prossima. Come si Ciao. interrompe questa? Ciao a tutti, termina. Ciao.